Desiree, siamo di nuovo qui. Siamo in onda un'altra volta. Ma che bello, come al solito voglio salutare Chi saluti? a occhio e croce in studio ci saranno 980 persone. 900, ma aumentano sempre di più. La signora Lo Giudice non ci abbandona mai, sempre lì con noi. Grazie signora. Dici? Poi saluto la mia camera. Ma niente, saluto ragazzi, la non c'è camera di speranza. Desiree. Cominciamo di nuovo. Saluto la camera centrale. La camerina, saluta la E in camerina. ultimo la piccinina. La piccinina, scusa. La nuova telecamerina, la centralina. C'è anche quella, non la trascurare. quella Ho capito, però poi ci rimane la male, cervicale, scusami. vabbè. Eccoci Hai fatto qua. tutti i tuoi saluti, possiamo Sì. iniziare adesso Oggi, finalmente. come vedi, l'unico ingrediente base è il pesce con le altre verdure. Pesce e qualche verdurina. Per cui porteremo il pesce in pasta. Pesce in pasta, ci sta, Il dai. pesce in pasta. Allora facciamo anche un risotto, per cui iniziamo col preparare la base del risotto. La che è base del cosa risotto, importante. ok. E prendiamo. Il risotto come lo fai? Con i gamberi? Cioè, come diceva- lo fai? Sì, facciamo un risotto con gamberi e granella di mandorla, proprio nostra, proprio nostra. Quindi una cosa, allora, diciamo prendiamo così, un poco di cipolla, un po' di cipolla. andiamo a tagliare un pochino di cipolla, Quindi così. risotto con gamberoni e mandorle. Poca. Fate attenzione, iniziamo Quando è poca, sempre. quando è poca, come diciamo noi, Un profumo di cipolla. un profumo di cipolla. Un profumo di brava. cipolla, giusto? E andiamo così, vai, alla via così. La tagliamo così, piccolina Sì, piccolina, piccolina. ma ora tanto va in cottura con il riso e non si vedrà neanche più questa non si vedrà cipolla, neanche capito? più. Così, guarda, uno Bene. e due, e lo mettiamo qui. E la mettiamo qui. Mi porgi l'olio? Un po' di olio. Mettiamo un poco di olio, così. Sì. Mi dai anche dell'aglio, là, l'aglio, prendo, c'è la sai, cosa, tu, prendo, dammi. Camera centrale, si confonde. Che ansia mi metti? Non Un è attiva, profumo non di è aglio. attiva. Così mettiamo l'aglio lì dentro, così. Mi dai la pinza, La pinza che devi fare con La pinza, Devo fare questo, far sì che l'aglio ok, quindi lasci vada proprio a il profumo. profumare il... Questo lo prendo io, lo butto dopo. Questo lo prendo io, lo butto dopo. Ok. Questa è la buccia dell'aglio che si è un po' dispersa nel Sai nel una tegame. cosa, cosa sto notando? Cosa Quando stai prendo le notando? cose calde bruciano. Bruciano. Dico, ma è anche normale. Tu perché prendi le cose calde così Ecco con le qua, mani? vedi? E come diciamo la noi, fai? non si butta niente, io lo metto qua, perché ho devi fare aromatizzato con quello che quell'aglio? poi lo vedrai. Fai un olio Prendiamo aromatizzato, che fai? una, no, la userò dopo. Lo userai. Una porzione di riso, ogni Sì. pugno sai che è una porzione Sì. circa, no? Due, 2 pugni, 2 porzioni? Ma facciamo 4, dai. quattro, va bene. Abbondiamo. Abbondantus, quanto abbondantus. Esatto, quindi E andiamo a brillantare brillantiamo il il riso, perché il riso si fa così, si fa brillantare prima, no? Assolutamente, sì. Si tosta, si dice, si Sì, tosta. sì, la tostatura. Ecco qua, così. Così, prendiamo un mestolo. Sì. Prendiamo un mestolo e quello andiamo ad cos'è, un aggiungere un brodo? fumetto di pesce. Ah, un fumetto di pesce che abbiamo Quindi, spiegato tante volte come si fa con gli Lo scarti del mettiamo pesce, così, giusto? certo, sì. Come vedi abbiamo pulito dei gamberoni e con quello che è rimasto dei gamberoni esatto. abbiamo fatto Abbiamo questo fatto il fumetto. E così il nostro riso va avanti perché vuole almeno 20 minutini 20 di minuti cottura. così con un po' d'acqua. Così. Poi ci andiamo Poi. a preparare il condimento per il riso. Sì. D'accordo, questa Cosa la ci spostiamo. serve? Ci serve una padella. Anche questa va bene. Prendiamo i gamberoni con cui dobbiamo fare questo risotto. Scusa se prendo l'altro tagliere, Certo, perché questo lo questo usiamo per il pesce, lo usiamo per il pesce, in modo sì. che la sitofrata manatito non si affetta. Che hai detto? Non ti preoccupare, In è lo modo stesso. che lingua è? La sitofrata l'ho detta. Va bene? Vabbè. Andiamo a prendere i gamberoni e li mettiamo qui. Gli diamo un taglietto così, qua, e li andiamo a tagliare grossolanamente. Grossolanamente i nostri bei gamberoni. Così, vedi, grossolanamente. Ne abbiamo precedentemente puliti dell'interno, anzi questo lo vedi, questo lo vedi? Questo c'ha lo Ce lo siamo stomachino. dimenticati, vedi? Però lo andiamo a togliere così. E voilà, Ecco qua. le je sont fait. Voilà, l'abbiamo fatto. Fatto. Mentre il riso va, Allora, mentre il riso va, accendiamo questa padella. prepariamo mettiamo, che cosa? Ecco, quell'aglio, ti ricordi quell'aglio? Ma che Quell'aglio devi mi fare ricordo. con l'aglio? Che devi fare con l'aglio? Lo usiamo adesso per continuare la preparazione del riso, giusto? Sì,
Quindi Ecco qua. profumino di cipolla, brillantato il riso. Brava. Abbiamo aggiunto un fumetto di pesce Di che abbiamo pesce. fatto contestualmente con le bucce Che lo di questo, porterà in giusto? cottura, sì, brava. Col carapace, non Col sono carapace, bucce. non sono bucce. Brava. Adesso che facciamo? Adesso Andiamo- stiamo preparando il condimento per fare il condimento del risotto, che lo prepariamo e lo mettiamo E da poi parte. lo uniamo dopo? Certo. Ok, poi lo uniamo dopo. Poi intanto lui va. Intanto lui va. Questo è il taglio del gambero che ci serviva e andiamo a preparare pure il condimento per le margherite con il pesce spada. Quindi questa è una seconda ricetta, passiamo alla prossima. Facciamo la preparazione e poi così ti butto Tutto in una lisciamo volta, tutte. vi usciamo 3 piatti come se niente fosse. Brava! Allora dobbiamo preparare i vari condimenti. Sì. Dobbiamo finire, ci serve un altro ingrediente per questo. Prendiamo uno Senti, spelucchino. il pomodoro a che cosa si serve? Sempre al risotto o alla seconda preparazione? Questo è del risotto. Del risotto. E cosa facciamo noi? Che ne so, togliamo il pomodoro. E che facciamo? Ce lo mangiamo. Lo? Lo sfilettiamo. Bravo, togliamo la buccia. Va bene? Sì. E come operiamo? Fai Operiamo quella cosa così. che levi la pelle praticamente. Brava. Questo lo spostiamo, facciamo così. Facciamo così, Sì. questo lo spostiamo, togliamo via i semi. Mi prendi uno sfilettatore, per favore. E che cos'è? Dove lo trovo uno sfilettatore? Dove lo trovi? Dal meccanico. Questo. E voilà, quello è il coltello simile, dai. affettatore, quello si affetta, quello serve per affettare. Non è simile. Allora, guarda qua. Allora. E allora via così. Andiamo, questo movimento e abbiamo tolto la buccia. Quest'altro movimento e abbiamo tolto la buccia. Qua. Quest'altro Questo fa movimento. sì che poi quelle bucce tu te le ritrovi, no? Certo. Quando vai a mangiare. Te ne trovi una mangiare, È magari vero ti o no? possono anche dare fastidio, c'è chi dà fastidio e c'è chi non lo dà il fastidio. Va bene, ma Facciamo noi così. sfilettiamo anche il pomodoro. Questo sta lavorando, l'aglio, e andiamo a sfilettare il pomodoro. Quindi scaldiamo un po' l'olio, facciamo Sì. uno zest di pomodoro. No, è incredibile. Regia, È ti uguale, chiedo a questo, ragazzi. allora glielo faccio ripetere, anche se non esiste, però ripeti, e tu mi metti una musica trionfale, ripetilo con Dai. calma, ripetilo con calma. Facciamo il soffritto di aglio e facciamo uno zest di pomodoro. Musica! Bellissimo, Un applauso al pubblico. Ci voleva, grazie. grazie. Mi fai sentire questo applauso. Ecco qua, guarda. Andiamo a mettere questi filettini di pomodoro. Così. E voilà. E il riso che fa? Vuole acqua E il riso forse? ora vediamo se vuole il brodo. Ce Vuoi l'ho che- acqua? Brodo, Che dice? fumetto, non acqua. Fumetto, eh? Ecco qua. E glielo mettiamo. Ecco alla grande così. Il fumetto si Mettere mette questi, caldo, guarda. giusto? Certo, il liquido si deve mettere caldo, Perché se no il sennò riso che si fa? spezza, Si finisce. spezza il riso, un disastro ragazzi, si spezza il riso e finito, basta. Guarda che facciamo adesso. Vedi questo bel bicchiere di vino, Marsala, no? Questo è un quello passito, là, il mi dai passito. un cucchiaio. e il cucchiaio. Questo è un passito, guarda. Aumentiamo la potenza del fuoco. Perché si aumenta la potenza del fuoco? Perché metti la Quando cosa aggiungi- che evapora, Brava, metti la potenza alcolica che adesso evapora. brava. giusto? E facciamo così, guarda. Guarda quello zest di pomodoro come fa, come va. Ormai per Come per va lei, tutto. cara camera mia, per lei ormai è tutto zest, è tutto reazione di Maillard, basta, non c'è altro. Stiamo andando. Allora, E a questo punto ti faccio vedere che succede. che mi fai vedere? Abbiamo fatto questa preparazione? Sì. Così? Ora, siccome deve appastire un altro pochino, ho aumentato la fiamma, questo sta continuando. Lui sta andando. E ora prendiamo un piattino, Sì. anche questo di qua, prendiamo questo e andiamo a mettere questi resti di pomodoro. Anche Le bucce questi di li usi? pomodoro. Le bucce sì. di pomodoro lo so, stai zitta, aspetta.
le bucce di pomodoro, niente che di meno, cosa potete fare? Due cose si possono fare. Due O la cose. polvere O lo di buttate, pomodoro. no? O la polvere di pomodoro. La polvere di pomodoro, Si volevo dire essicca il io. pomodoro al forno E si fa la polvere di pomodoro. e si fa la polvere. Oppure Oppure? si possono anche friggere. Si friggere, non infarinano la e sapevo. si friggono. Friggere, non la sapevo. Si possono fare i chips di pomodoro, possiamo fare tutto. Per capire che in cucina non si butta Non niente. si butta niente. Ok. Va bene, Qui, allora. qui vuole un altro pochino di Broadway. Sì? Nel frattempo che questo sta andando, vedi? A questo punto noi lo fermiamo. Sì. Fermando la cottura, sai che cosa Che facciamo? facciamo? Così, guarda, andiamo a mettere il gambero Ah, mettiamo i gamberoni qui, che quindi finirà la cottura. Questa cottura la finirà dentro il riso. allora, fammi ricapitolare questo, un filo d'olio con l'aglio, questi filettini di pomodoro che abbiamo fatto, questa tecnica particolare che fa il nostro Totino, quindi di sfilettare proprio il Brava. pomodoro, giusto? A questo punto un po' di burro a pomata lo mettiamo Passito. adesso. Passito, brava. Passito, O moscato, quello che volete voi. lo togliamo dalla fiamma, gamberoni. Gamberoni, adesso un po' di burro La aggiungiamo. noce di burro che si fa. Il burro deve essere a pomata, non Il freddo. burro a pomata. Così. Mi dai un po' di prezzemolo? Il burro a pomata, ragazzi, è importante, eh? certo Se non è che a no. pomata, Certo, dai, per che te c'è? metà. Che vuoi, metà. Vedi come mi prende in giro, mi prende in giro per i termini che uso, eh? Però poi un'altra dai, storia, il burro a dai, pomata, vogliamo ragazzi. mettere. Comunque mi dicono da casa nostra, mi dicono che insomma l'altra volta sono venuti degli amici e ha cucinato lei. E mia madre ha detto, sai, c'è stata Desiree qua, tua moglie. Anzi, ora state cominciando ad avere un certo rapporto, sai? Chi? Io e tua Sì, madre? sì, da quando hai saputo della pensione. Non la che conosco neanche Sì, tua con madre. 8.000 euro della Non la pensione non la conosco conosce, neanche vero? tua madre. Guarda, non lo dico quello che dice su mia madre. Sto aggiungendo un petit peu de zafferan. Non mi permetterei mai. Un petit peu de zafferan. Quella Guarda. santa donna. E andiamo ai gialli, sì, santa donna. Poi con 8.000 euro L'altra invece. volta su mia madre ha detto Di Tomà. pensione, dico, Io le ho detto, guarda, te sai che mia mamma è una santa donna. Tomate santa donna. Io? La diavola! Così siamo Così in palermitano ho detto. Sì, allora, io vabbè. non parlo palermitano. Allora non lo sapete, lei Non è nata parlo a Palermo. palermitano, è vero. Desiree è nata a Palermo, Ma non è vero, solo non che ce lo l'ho vuole questo nascondere. accento. Hai visto come siamo diventati gialli con questo riso? Allora, nel frattempo hai Ok, aggiunto lo zafferano, perfetto, sì, ho aggiunto ok? lo zafferano. Ma senti, Questa la lasciamo quello così. è cotto già praticamente No, quel riso? c'è il gambero che ancora è crudo, però noi lo andremo a cucinare insieme al riso praticamente. Quindi lo dopo. lascio un po' crudetto? Per ora lo lascio così, guarda, così. Questo lo pulisco Io me lo tutto. sento, questo è un piatto pazzesco. Lo pulisco Me lo tutto sento. e lo mettiamo da parte. E lo mettiamo da parte. Nella stessa padella andiamo a condire, a fare il condimento per col pesce spada. Pesce spada. Che facciamo? Pesce spada con? Col margherite, Sì, la pasta, ma il pesce spada con che cosa lo cuciniamo? con le patate. Con la cicorietta, Ah, con la invece, cicorietta. cosa che non usa nessuno, perché la cicorietta è una verdura amara, capito? Però noi ce ne freghiamo e facciamo un abbinamento strano, un abbinamento con, anziché le solite zucchine o le solite, facciamo un abbinamento con la cicoria. La cicoria, quindi iniziamo con la seconda preparazione. Questa, aspettate un attimo, l'abbiamo messa un attimo da parte, giusto? Il Sì, sì, risotto. quello è da parte, ora ti faccio Da vedere cosa parte. faremo con quello. Via, via, allora via così. Abbiamo tagliato a cubetti Il pesce spada. questo pesce spada. Adesso prendiamo la cicorietta che l'abbiamo precotta Sì. e la andiamo a tagliare finemente. Prebollita, giusto? Sì, certo, è cotta, no, proprio cotta, non prebollita. Ah, bollita. Proprio cotta. 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 E nel frattempo che noi facciamo, aspettate che andiamo in consigli per i consigli, dillo. Consigli per i consigli, Vieni qua, vieni ragazzi. qua. Faccio Di- due o dilla tre piccinita. ricette Dilla alla piccinita. picciridda, gioia mia. Consiglio per i consigli. vediamo tra Ciao poco. Rica, è la nostra Ciao. centralina. Ciao. È come la centrale la mia. Ma che mi fai dire? Mettiamo la cicorietta che abbiamo tagliato così, La la mettiamo cicorietta la qua. aggiungiamo a fare un soffrittino con la cicorietta, giusto? Sì, mi dai dell'aglio, me lo dai dell'aglio, dammi dell'aglio, dammi dell'aglio. Guarda, qui c'è un pezzetto di aglio, così lo vuoi questo? Sì, va benissimo, Un po' sì. ammaccato? Non ha importanza, questo lo dobbiamo tritare invece.
Questo lo tritiamo perché l'aglio Tritare. ce lo mettiamo proprio, vedi? Quindi il secondo piatto è margherite, sono le margherite. Facciamo le margherite con pesce spada E cicorietta. e cicorietta. E cicorietta, vediamo che esce. Cicorietta dai. saltata all'aglio. Aggiungiamo il pesce spada. Sì. Sei capace a salare quell'acqua? Sei capace? Salare quell'acqua, sì, ma certo. Salare quell'acqua. Ok. Metto così, va bene? Ancora. Un altro poco. Non l'ho visto, però mi basta. Che c'è? Forse era assai, forse. E assai Non secondo l'ho te? visto, Vediamo una. sì. Faccio come fai tu che assaggi l'acqua. Aspetta, guarda. Certo che si assaggia Fammi l'acqua. vedere. Ci sei? Buonissimo. Ah, perfetto. È salata. È salata. È Un salata. sapore pazzesco. Cretino. Com'è? Va bene, dai. Ragazzi, questa è uscita proprio benissimo. Benissimo. E allora, ferma lì che Allora. stiamo procedendo con questa. Il mestolo. Tu vedi il Mestolo mestolo? questo, tieni qua. No, il mestolo, non il cucchiaio. Vabbè, usiamo Mestolo, questo. quello il mestolo, ok. Allora, Abbiamo messo un poco di questa così e andiamo a fare partire la cottura della terza ricetta, calamarata. la calamarata. Bene, vediamo se Calamarata troviamo il è mestolo. con i calamari, quindi, giusto? Nel Nel frattempo, frattempo, che li bolle, il sale gliel'abbiamo messo, mettiamo la calamarata. la calamarata che sta bollendo e andiamo così, così e così. Desiree, ora prepariamo il condimento della calamarata con calamaro e carciofi. Calamaro e Me carciofi. lo pulisci col carciofo? Certo, te lo pulisco, come no? Io taglio qua il calamaro in pezzettini, così. Lo devo così. lavare, scusa? No, si spampina come si suol Ah, lo dire. spampino, va bene. Capito? Prendiamo questo. Prendiamo questo. No, signori, guardate. No, lo so pulire, aspetta. Non lo sai pulire, vero? Sì, lo so pulire. Ecco qua. Come vedete ho usato la testa, i tentacoli e userò la parte posteriore, così. E ne farò dei pezzettini in questo modo, così. Ecco fatto. Nel frattempo questo lo abbassiamo, che sta cucinando. Va bene così? Sì, Che te ne pare? meraviglia. Che c'è ancora? Era così, diventava croccante. Ma capito? tutto lo stai rovinando, certo, scusa. devi arrivare alla parte tenera. Dai! Dobbiamo arrivare alla parte tenera. Capito? Me lo togli metà carciofo, mi dovevi dire? No, io ti dico. Scusa, puoi andare un attimo a prendere quella cosa in frigo che hai detto che dovevi mettere là? Sì, vado subito. Telecamerina, adesso vi dico la verità, perché lui mi prende in giro, è convinto che fa tutto lui, ma mi chiede ogni cosa a me. Cioè, mi chiede come la preparo questa cosa. Desiree, ma qui dove la l'hai regia messo? è tutta mia, Non l'ho ragazzi. trovato. Cosa? Era lì, nel frigorifero, al centro. Desiree. Era lì, che c'è? Vabbè, c'è? niente, un pensiero. Un pensiero. Ecco, qua abbiamo il nostro. Ecco, qui si è spento tutto come al solito. Perfetto. Andiamo Quindi, a prendere il nostro un condimento. carciofo, vabbè. Questo. Il carciofo è qua, scusa, dobbiamo finire il carciofo. Tagliamo così, siccome lo andremo così, bene bene. Quindi hai fatto così. un cuore di carciofo. No, ci sono anche i tentacoli del carciofo. Ecco qua.
E la pasta l'abbiamo calata. Il condimento dei calamari quasi ci siamo. Mi dai un poco Che vuoi? di sale? Un po' di sale? Tieni. Sì. 3 primi di mare speciali, tutte e 3 devo dire. Ti ricordi, Mattutino, che particolari. fai con quel pomodoro Ma che che hai fai levato con da quel lì? pomodoro che hai levato da Ecco lì? qua, guarda. Che è la polpa questa, Sì. la polpa del pomodoro, giusto? Andiamo a mettere così. Andiamo a raccogliere un poco del fondo con 2 cucchiai di quel meraviglioso Questo? passito, sì. Ah, il passito. Sì. Fammi un colpo di passito. Eh? Un passito bailante Maria, un passito padà. E tu me l'hai chiesto, io te l'ho fatto. Un cucchiaio? C'è anche la canzone, vero? Sì. Allora. Com'è? Spettacolo. Un abbinamento spettacolare. Spettacolare, pesce spada e cicorietta. Voi non lo sapete, ma è buonissima La sicuramente. pinza. La pinza. La pinza. Poi stiamo facendo calamarata. calamarata di calamari, giustamente. Con Ma calamaro. con carciofo e calamari. Brava. E poi stiamo facendo questo riso con il gamberone, Esatto. con filetti di pomodoro, che devo dirti che quei procedimenti, secondo me, quelli che hai fatto, uscirà fuori una cosa di un certo tipo. Quindi Esatto. andatevi a riguardare la ricetta su Sicilia Play, il nostro Bravo, lo canale potete trovare YouTube. su Sicilia Play, ci sono solo io, lei non c'è perché lei No, ci sono su io Sicilia Play non la principalmente, mettiamo, ragazzi, capito? lo sapete? Stiamo Cioè, dando una mescolata alla calamarata. sono io la regia di tutto, ragazzi. Sì, la ve l'ho detto. regina. In queste ricette prevediamo burro. Ah, Burro, allora, le 3 pomata, ricette mi sono pronte. raccomando. Importante. Ora ho bisogno di 2 padelle diverse. Che devi fare? Le signore a casa ci diranno: ma tutte queste padelle poi che le pulisce? Perché dobbiamo Le andare a puliamo, le saltare puliamo. la pasta. Ma qui non ti sembra un po' arrabbiato? No, tranquilla, no, tranquilla. non lo toccare che fa maiardo. Dammi. Che devo fare? quella Marisa già usata col pesce. La Marisa già usata col Grazie. pesce, a te. E questo è uno. E la mettiamo qua così. Questo qua. Questa la Poi tengo io. traduciamo questo, lo mettiamo qua. Così, questo lo puoi posare. Avanti. Lo puoi posare, puoi andare. Posso posare? Gioca un po' a padel, guarda. Isa. Ci siamo quasi, ragazzi. Hai cambiato la padella perché? Me lo spieghi? Perché devo saltare la pasta. Ah, ok. Lì non si poteva saltare perché? Era piccola. Ah, era L'hai assaggiata di cottura? no, vuoi? La senti? Vuoi, La senti? vuoi? Certo che voglio. Invece questa facciamo così, che ancora è al dente. Guarda, la trasferiamo qua. E la trasferiamo qua. A questo punto, com'è? 1 minuto 2. E allora la puoi passare. Tieni, con Che questa devo fare? passala sul condimento. Dove c'è Da il sola, condimento? ragazzi, la devo fare io? Dove c'è il condimento, sì. Scioccante, guarda. Cioè, hai visto? Cioè, come Brava. faresti senza di me questo Me programma? lo chiedo, Dimmi. me lo chiedo. Ah, devo saltare Lo so anche? sempre- No, aspetta. Questo lo togli, no, mi serve. Ok, aspetta. Vai, salta. 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 Lasciamola cucinare così. Qui mi occorre il mestolo. Cioè, Così noi questo lavoriamo lo puoi portare via su se 2, vuoi. 3 fronti, 4 fronti. Non so se voglio dire, voi ve ne accorgete, è che col dito, guarda, mi viene un po' male. Il Giusto. Vabbè, problema è il dito che ti viene male. proviamo. Ecco qua, ci siamo. Allora, Qui ci siamo pure. Stiamo arrivando al dunque. Com'è che si chiamava la puntata di oggi? Mare in pasta? Il pesce in pasta. Il pesce in pasta. Allora, mentre questo fanno, ora dobbiamo pensare al riso. Sì, quelle sono, diciamo, a fine preparazione Quasi, già ormai, quasi. no? Abbiamo il riso che l'avevamo messo Mi da parte. mi serve un coperchio, aspetta. Coperchio, messo, questo mi serve. Facciamo saltare un altro poco questa. E questa quasi che la possiamo uscire, andiamo a mantecare. Mantechiamo. In quanto stiamo mettendo il burro A che in pomata. spagnolo si chiama mantequigna. Mantequigna. Lo andiamo a mettere così
e andiamo a dare una saltata spolverata ulteriore. No. di Pepe. peperoncino. Pepe? Pepe nero, dai. Pepe nero o peperoncino? Pepe. nero. Pepe nero. Vado? Sì, Guarda col dito. sì. Sembra il dito che si rompe Questo di è più. quando si mette il pepe a dirotto. Il pepe a dirotto. Va bene così? Va benissimo, basta. E ora facciamo così. Grande Posso assaggiare? cucchiaio. No. Grande cucchiaio. Cappello di prete. E lei l'ha assaggiato. Ho cotto. È cruda? No. Se vuoi continuiamo un altro poco se è cruda, No, è al dente quanto allora, basta. Mettiamo così. Facciamo così. Calamarata con calamari, Carciofi. quindi due tipi di calamari. Calamarata e calamari. E Aspetta, carciofi. ora che cosa facciamo? Sai che facciamo? Ci raccogliamo un poco di fondo, guarda. Raccogliamo un poco di fondo di cottura, così. E voilà. Che sciccheria ragazzi, che sciccheria, veramente. Non si assaggia ora. Non si assaggia, va bene. Olio. E voilà. E questo è il primo. Una sciccheria. Lo mettiamo qua, questo lo togliamo Questo e è lo il primo. passiamo qua. Poi Lui che sta abbiamo? cucinando. Ecco qua. Queste sono le nostre margherite, pesce spada e cicorietta, quindi Brava. anche questa è una ricetta E che questa deve continuare ancora un Diciamo- poco. ha un quel altro non so po'. che di che, come dici tu. Adesso uniamo l'ingrediente dei calamari che vanno a Andiamo a finire la completare cottura. questo risotto. Qui. Completiamo così Questi gamberi veramente il burro che preparazione particolare questa del riso, andatevi a vedere la ricetta se ve la siete persa. ecco qua. E mantechiamo tutto. E mantechiamo tutto. Bene, quindi mantechiamo tutto. Ancora dobbiamo fare in modo che il gambero si cucini. Capito? Perché deve rimanere morbido, deve lasciare un gusto Una leggera meravigliosamente cottura. meraviglioso. Una leggera cottura. Il burro gliel'abbiamo messo. E voilà. E voilà. We are ready. Prendiamo un piatto rotondo, prendi il piatto rotondo, là, il piatto rotondo. Piatto quello rotondo, sì. prendi, Ma non prendi. vuoi il cappello del prete? No, in questo caso è il piatto rotondo. In questo caso lo voglio rotondo. Rotondo, tieni. Così. Eccolo qua, Sei pronto? pronto. E che devo dire io? Tu tanto che devi dire, tu Che fa? Non mangi. te li mangi i tre primi così Aspetta, guarda. all'improvviso? Un orario indefinito, diciamo? Oh? Li assaggi, no? Cioè, dopo una giornata a digiuno, che fa? Ci vuole, no? Qua, aspetta. Diamo una pulita, così. Un filino filo d'olio, non si no? può mancare mai. Questo e l'altro leva questi pomodori che io finisco questa. Finisci quella. Mi dai il burro, sorella? Sì, tieni. Grazie, sorella. Vuoi, metto io? Sì, lo puoi mettere pure tutto. Tutto. Ecco qua. Abbiamo mantecato e abbiamo un Tutte pesce cose. spada con la cicorietta che è una cosa quasi perfetta. che vi dirò. Una saltata che fanno? Gliela dai una saltata? E certo. Sì. Ok, piatto del parrino. Pronti? Piatto del parrino, ci sono. Piatto del parrino, Eccoci qua. mestolo. Eccolo qua. Prendiamo questo mestolino piccolo. Questi sono tre primi di pesce, ma non sono i soliti primi che si fa col pesce, giusto o no? Assolutamente. C'è il cucchiaio grande a portata di mano, anche quello piccolo, anche questo quello piccolo va bene. tieni, guarda, devi raccogliere un po' Benissimo, di... sì.
Mi avvicini il piatto? Certo, ecco. Così. Così, non ti muovere. Non ti muovi che devo fare quello che ho fatto prima. Ti faccio vedere. Faccio quello che ho fatto prima. Ci raccogliamo un po' di fondo. Raccogliere un poco di fondo, così. Ecco qua, aggiungiamo un po' di verdura, mi ripassi il piatto e andiamo un poco di umidità, così. Questo lo togliamo, togliamo. Veramente. Dottoressa, me lo mette un po' di olio, per favore? Stiamo volando. Un po' di olio qua? Sì, e anche un po' di pepe nero. E un ci po' di pepe andrebbe. nero. Questo lo Il tocco togliamo. finale fa la differenza, ve lo dico, eh. Certo, lo fa lei. Cioè, il tocco chiaro. finale è tutta un'altra cosa. Va bene. Cominciamo gli assaggi o lasciamo stare? Allora, io oggi non ho mangiato, te lo Sì, dico, lo so, vabbè. Cioè, sono a digiuno tutta la giornata, Cominciamo ad colazione, assaggiare niente, questo pranzo, riso. niente. Quindi, Vai. finalmente, dopo una giornata di digiuno, quel gambero che rimane, diciamo, metà cottura, vero o no? Sì, sì. Ed è questo Questo lo la faccio, questo ce l'ho qua, È il dolce del vino? questo ce l'ho qua, E il questo lo dolce del faccio. passito lo senti? Si sente? Va bene. Passiamo avanti. Vabbè, il riso che fai? Il riso è tipo che non te lo mangi. C'è un detto che dice il riso, come te calo, ti iso, perché Infatti. lo digerisci subito. Andiamo sì col riso. Questo si Sì, digerisce certo, subito. ci mancherebbe altro. Diamo una mescolatina a questa, guarda. E assaggiamo questo. Queste verdure amare, non hai l'idea quanto sposano bene con il pesce. Che fanno un contrasto, no? Geniale. Ora questo, È quella cosa proprio, capito? quell'amarosfico che non ti Particolare, aspetti. quell'amarostico che non Che ti con il pesce di aspetti, ma solito che ti mettiamo le piace. zucchine, mettiamo altre cose. E ora questo. Ecco sì. Io faccio un pezzo di calamaro, una calamarata e un pezzo di Guarda questo com'è. carciofo. Esatto, il carciofo, il carciofo. Vogliamo parlare della croccantezza del calamaro? Ma anche il carciofo è croccante. Allora, dove vai? No, non lo devi finire tutto. Beh, finita la Arrivederci, puntata, sì, no? è finita la puntata, ma non sta bene No, ma che poi tu mangi. dicono, capito, tu le poi- buttate, le cose le buttate. Non siamo in onda, vero? Perché questa non la smetto più. Bene, no? Meno male, dai. Vabbè, abbiamo finito. Hai visto che dicono Che dico? buttate le cose che preparate? Ma come fa? Bisogna smentire. Il pesce in pasta. Risotto con i gamberi. 250 g di riso carnaroli o arborio, 6 gamberoni, uno spicchio d'aglio, un pomodoro, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta, mezzo bicchiere di vino passito dolce e una bustina di zafferano. Pasta margherita con spada e cicorietta. 250 g di pasta appunto di tipo margherita, che è quella ondulata da un lato, 300 g di pesce spada, un mazzetto di cicoria, mezzo spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta. Calamarata con calamari e carciofi. 250 g di calamarata, un calamaro, un carciofo, mezzo spicchio d'aglio, olio evo quanto basta, sale e pepe quanto basta e prezzemolo quanto basta.